La rassegna stampa. Non si apre il microfono. Ma lascialo chiuso, scusa, ma è inutile, ma cosa, ma dai, ma sto ancora dormendo, ma non è pensabile, è prestissimo, sono le 7:28 adesso, non è prevedibile una roba. Sono in pigiama, guarda come sono conciato, no? Pigiama e ciabatte, no, non si può mandare ancora una canzone, tre jingle con gli auguri, 4, 5, insomma, sta cosa che abbiamo i fusi orari differenti, io e il regista, non riusciamo ad avere un orologio giusto. Che ore sono? Ditemi che ore sono! 7:28, sono ancora le 7, ma è fermo, non si muove. È come la scenetta di Bud Spencer che porta indietro di un'ora l'orologio. Vabbè, io comincio sempre perennemente in anticipo. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno Francesco che sta aggiustando l'orologio. Non si può aggiustare. Non si può, cioè capisci il bello della tecnologia, che ha gli orologi che comandano. Loro dicono che è quest'ora e quindi bisogna cominciare, anche se non è vero. E poi è logico, mi dite, ti perdi in tante parole inutili. Devo tirare le 7:30. Fatemi iniziare puntuale alle 7:30. Niente, anticipo anche quest'oggi. Comincio. Buongiorno di nuovo. No, lo sapete, questo è un programma particolare, una rassegna stampa sui generis. È un qualcosa che non avete mai sentito e che mai magari avreste pensato di ascoltare e invece è in onda. Siamo su Radio Libertà e quindi giustamente ci prendiamo la libertà di fare anche cose strane. Famolo strano. Il buongiorno si sente dal Varine, siamo al 10 dicembre 2024. Un cordiale buongiorno a chi è ancora sotto le coperte e è ancora in pigiama, in camicia da notte o in piumone perché ci sono certe temperature. Buon mattino a chi si trova in giro in auto e anche in camion. Mi hanno detto che questa è una trasmissione molto da camionista. Penso che sia un complimento, sì, sicuramente un complimento, anche perché anche il campionista, il macchinista, chiunque può inviarmi un messaggio a quest'ora del mattino, inviando un WhatsApp al 340 67 09 659, come ha fatto qualcuno che dice: buongiorno Sammy, grazie per il tuo lavoro. Vedi, le condoglianze a Sammy Varin, grazie perché si sveglia alle 5 del mattino e deve pure cominciare in anticipo. Guarda che se quell'orologio poi anticipa ancora un po', cominceremo alle 6 direttamente, facciamo una chiacchierata unica. Vabbè, il bello insomma è essere insieme, cercare di capire qualcosa anche quest'oggi della politica italiana e internazionale. Il bello, dicevo prima, è sentire il vostro parere, perché in qualunque momento inviando un messaggio WhatsApp, anche audio, anche video al 340 67 09 659 ci appare qua in diretta e ve lo leggiamo. Buongiorno Battista, buongiorno naturalmente anche a chi ci segue sul canale 252 del televisore. Buon mattino a chi ci ascolta dalla app del telefonino, sempre più persone, soprattutto chi magari poi si va a fare una passeggiata, è così semplice, scarichi l'app da App Store sul cellulare e poi quando si esce con le cuffiette, con un auricolare o semplicemente dal cellulare si va a prendere un caffè e intanto si ascolta Radio Libertà e Sammy Varin che ti fa la rassegna stampa, anche perché è una rassegna stampa, mi ero dimenticato. Devo ringraziare coloro che ci stanno aiutando in queste settimane. Il mio appello, figlio d'Apollo, è quotidiano: fuori i soldi, il governo vi abbassa le tasse e date 5 euro a Radio Libertà, barboni, straccioni. Mi raccomando, c'è tempo fino a Natale per andare in posta, prendere uno di quei moduli bianchi, scriverci conto corrente postale 376712
94, intestato a Radio Libertà Milano, e scrivendoci la cifra, fossero altro quei 5 euro che ci danno un po' di vitalità, cicapeon, soprattutto a quest'ora del mattino ci vuole vitalità, e datemi 5 euro in più, altrimenti potrei rallentare, sono nel caso, già la rassegna stampa è pesante, se poi la rallentiamo. Grazie naturalmente anche chi va sul sito, certo, radiolibertà.net, la nostra è una radio, una televisione, ma anche un sito di controinformazione, e su questo sito c'è pure la possibilità di aiutare Radio Libertà cliccando Sostienici, e anche qui qualunque cifra per dare una mano alla nostra radio. Saluto tutti coloro che stanno facendo questa bellissima cosa aiutando lo staff di Radio Libertà per Natale, e saluto Erminio for President. Ieri ci è venuto a trovare e ha portato non uno ma 2 salami. Erminio, ti amo, cosa posso dire di più? Ti amiamo tutti quanti. Buon lavoro anche da parte di Olivia, grazie mille del tuo buon umore. Ma quale buon umore? È una tragedia che trasmetti. No, certo, cerchiamo di iniziare con positività, anche se adesso vado a leggervi i siti internet. Da dove partiamo? Dall'ansia? Andiamo sull'agenzia ANSA. No, vabbè, roba normale, dici, ordinaria amministrazione. Esplosioni a Damasco, i ribelli che dicono presto una lista di ufficiali che praticavano la tortura, perché questi sono i tagliagole buoni. È come Lupo de Lupi, il lupo buonino, e questi sono i tagliagole buoni. Secondo la ONG Osservatorio Siriano per i diritti umani, Israele ha distrutto i principali siti militari in Siria, lanciando 250 attacchi dalla caduta del presidente Assad. Cioè, Assad se n'è andato, sono arrivati i tagliagole buoni, ma la Siria pretende di avere in peseto le alture del Golan, sono sue per sempre, e quindi hanno cominciato a attaccare, e pare che ci siano anche i carri armati lì al confine. Te capì? Iran condanna Israele per aver violato la legge dopo l'incursione nel Golan. Cercheremo di capire qualcosa in più. La notizia è che sono stati bloccati la possibilità di accogliere profughi da questa zona, è stata bloccata dall'Italia e dall'Europa, ed è una notizia, nel senso che io non mi aspettavo sta cosa, e ne parliamo tra pochissimo, cerchiamo un attimo di capire, perché poi non è che venga spiegato molto. Tutti i siti internet naturalmente italiani sono ancora fermi su quello che è accaduto ieri nei pressi di Firenze. Ho visto una perdita, sono scappato subito, l'onda d'urto e il terrore dopo l'esplosione a Calenzano, la mia ditta è distrutta, scrive il Corriere. Mentre Repubblica, io sopravvissuto all'inferno perché ero ancora in coda, la tragedia di Calenzano. Chiaramente sui giornali tante pagine riservate a questa tragedia, e naturalmente si cercano le cause, si cercherà di dare la colpa a qualcuno, a chi? Ma io penso al fatto che siamo qui ancora con il petrolio, con queste sostanze infiammabili, dovremmo superarle. Aspetta un momento che salta fuori anche sta cosa. Tuffiamoci, certo, già siete svegli con la storia dei vaccini, Novax, multe. Sì, è vero, su gran parte dei giornali si parla anche delle multe dei Novax, di coloro che non hanno accettato il fatto di doversi vaccinare per forza. Oggi dovrebbe esserci Claudio Borghi Aquilini, e lui, l'artefice, è riuscito a far cancellare le multe. Quei 100 euro li mando a voi, Walter, adesso un po'... Ottima idea, veramente, ottima idea. Non dovete più pagare le multe perché non vi eravate vaccinati, cari Novax. Il gomlottista Sammy Varin, mago, vi dice dove metterle quelle 100 euro. Datele a noi. Sei un po'
sei un po' esagerato, eh? Il tuo stile di rassegna stampa ricorda molto quello di David Cromwell, il protagonista di Good Morning Vietnam. Caro Marco, è il più bel complimento che potresti mai farmi, anche perché io sono abituato a fare radio da quando ero bambino e ho passato tanti anni a condurre anche momenti particolari di radio. Ho fatto la sera tardi alle 11 a mezzanotte ero in onda, ho fatto la mattina presto dalle 6 alle 7:30 del mattino, c'era Sammy Varin su Radio Padania, e quindi e forse sì, uno stile del genere che mi piace, perché comunque a quest'ora bisogna veramente trasmettere vitalità e dare la forza alla gente di restare lì fermi in macchina a congelare mentre l'auto si sta lentamente scaldando per sbrinare, lo so che lo state facendo senza dirmelo, i vetri. Bando alle ciance, abbiamo cianciato abbastanza, direi di sì, potremmo anche iniziare con Avvenire. Partiamo con Avvenire, chiaramente in prima pagina: deposito di benzina, esplosione mortale, 2 vittime, 3 dispersi, 26 feriti nell'impianto di stoccaggio Eni, polemiche sulla sicurezza, pare che il sito fosse davvero pericoloso e l'allarme nel territorio era già scoppiato più volte. La nuova Siria alla prova, diplomazie sul chi va là per le prime mosse del dopo Assad. L'Europa blocca le richieste d'asilo, vertice con i servizi per Meloni. Il leader dei ribelli al-Jolani ha scelto il fedelissimo Bashir per il governo di transizione. Uè, Bashir, vieni qua! Esclusa l'imposizione del velo. E ci sembrano veramente... sono arrivati bravi, buoni, ex tagliagole. Loro l'hanno combattuto all'ISIS, sì, anche perché all'interno dell'ISIS, Al-Qaeda, cioè si sono divisi in contanti, comunque tagliagole restano. No! Il vescovo di Homs, Murad, dice: assicurato il rispetto dei cristiani, vogliono la Sharia, ma sarà garantita la libertà di culto. È bella sta cosa, non è male, anche perché la Sharia prevede una certa libertà di culto. Certamente, ma andiamoci a rileggere un attimino quelle righe. Sul quotidiano Avvenire, l'editoriale di Riccardo Redaelli: se Europa e USA si chiamano fuori, quale futuro per Damasco? Perché ci chiediamo un po' tutti quanti cosa succederà, quale futuro ci potrebbe essere per Damasco, e non sappiamo cosa rispondere, ognuno dice la sua, anche perché è un intrigo di personaggi, di potenze, di interessi, e tutti si chiedono: ma che cacchio gliene frega della Siria? E invece c'è l'America, c'è Israele, c'è la Russia, c'è l'Iran, e ci sono tutti quelli che litigano tra di loro, che hanno religioni diverse, eccetera. Ora che il tiranno è fuggito, scrive Riccardo Redaelli quest'oggi sul quotidiano Avvenire, scappando dall'implosione repentina del suo regime, resta da capire quale futuro aspetti la Siria, uno dei paesi più tormentati del Medio Oriente. Il nuovo apparente uomo forte, Abu Mohammed al-Jolani, il capo del movimento post-jihadista Ayar Tirit al-Sham, che uno veramente, ma non si può chiamare Rossi, ma no, perché ti vai a chiamare Ayat Tahrir al-Sham? Lo chiamiamo HTS. Oh, HTS ci piace. Oh, questo promette libertà e tolleranza per le tante minoranze etniche e religiose del paese. È uno buono, ma la storia, così come le cronache più recenti, ci hanno dato continue dimostrazioni di quanto le parole di questi islamisti pseudo moderati vadano prese con estrema cautela. Ne va dimenticato come gli oppositori del deposto Bashar al-Assad siano una galassia di entità diverse e spesso rivali, in molti casi manovrate dalle potenze regionali e internazionali, che usano da quasi 3 lustri la Siria come arena per i loro conflitti per procura, le cosiddette proxy war. Che è? Le proxy war, ok? I conflitti per procura, cioè si fanno le vendettine qua e là utilizzando il territorio siriano.
Certo, in pochi piangono la fine di una dittatura così crudele come quella della famiglia al-Assad, iniziata mezzo secolo fa e caratterizzata da un sistema di potere tanto oppressivo quanto corrotto e inefficiente. Lo scorso decennio, con lo scoppio delle rivolte in tutto il mondo arabo, le sorti del regime sembravano segnate e invece il massiccio sostegno offerto da Russia, Iran e dalla milizia sciita libanese di Hezbollah avevano permesso al presidente al-Assad di vincere contro i propri oppositori. Una vittoria militare che non si era tuttavia tradotta né in una pacificazione del paese né in una ricostruzione, dato che i suoi potenti alleati non avevano né mezzi né volontà di farlo. Questo ed altro quest'oggi sul quotidiano Avvenire, che cerca appunto di spiegare che cosa ci aspetta dopo il cambiamento di regime nella Siria, ma avremo modo certamente di riprendere questo argomento. Infatti già sul Corrierone: Siria, nuovo premier dei ribelli e amnistia, aperte le celle, gli oppositori tornano liberi. La Siria del dopo Assad comincia a delinearsi velocemente. Un nuovo premier e amnistia per gli oppositori politici liberati dalle carceri dove erano detenuti, ma nel paese regna ancora un clima di incertezza. Raid aerei israeliani per distruggere i depositi di armi chimiche. Il premier Netanyahu: cambieremo il Medio Oriente. Insomma, questi israeliani vogliono sistemare tutti quanti. Federico Rampini: dopo Assad, se e di chi ci fidiamo? Anche qui, dalla caduta di Assad nascerà un regime talebano sul Mediterraneo? Che le chi, hai capito? Cioè, questi sono piuttosto vicinini. Passata l'euforia per la fuga del despota sanguinario, dobbiamo temere il fondamentalismo a Damasco? Vedremo un bis dell'Afghanistan, a cominciare dai diritti delle donne calpestati vicino alle coste europee? Questi interrogativi si affollano in Occidente. Da alcune parti Assad è già descritto come un altro Gheddafi, un dittatore da rimpiangere, visto quel che è venuto dopo. Alegher, sempre sul Corriere la caduta del Rais, dai curdi all'ISIS, tutti i fronti, e poi lo zar umiliato da Erdogan, il generale Savostniavov. Anche qui mai un nome che dici, oh, si chiama Varin. Da Varin suona così bene, Savostniavov, vabbè. Il reportage: il mattatoio umano nel carcere degli orrori tra cappi e urla dei parenti. Tutta la Siria sta andando a Sednaia, il macello degli umani, famiglie intere in 5 su una motocicletta, vecchi aggrappati ai furgoni, donne in automobile, ma poi, siccome l'unica strada che porta al carcere degli incubi è un serpente di lamiera immobile, con le automobili incollate l'una all'altra, si prosegue a piedi per chilometri. Sempre ancora chiaramente sul Corriere il boato: strage nel deposito, l'inferno a Calenzano in Toscana, 26 feriti, l'allarme ambientale è poi rientrato per la nube di fumo, 2 morti, 3 dispersi al centro Eni, scintilla durante il carico dei camion. Naturalmente si parla delle vittime, Vincenzo e gli altri, le vite spezzate su quelle cisterne. Era entrato 5 minuti prima che si scatenasse l'inferno. Vincenzo Martinelli, una delle vittime, aveva 53 anni, era originario di Napoli ma abitava a Prato dal 98, una persona per bene, un gran lavoratore, così lo descrivono amici e colleghi. Siamo sempre sul Corriere: manager ucciso, preso un 26enne, aveva un testo anti-assicurazioni, si chiamava di cognome Mangione, Luigi Mangione, 26 anni, aveva una pistola e diverse carte d'identità false, oltre a manoscritti critici delle compagnie di assicurazioni sanitarie in cui scrive: questi parassiti se la sono cercata, doveva essere fatto. La cronaca italiana: Monza, grave una 24enne, accoltella la ex
è già a processo perché la sfregiò, colpita alle spalle da una coltellata all'aggressione in un centro commerciale di Giussano, Monza Brianza. La vittima, 24 anni, ricoverata, non sarebbe in pericolo di vita. Arrestato il suo ex, che era domiciliare e usufruiva di un permesso. In passato l'aveva sfregiata con l'acido. Naturalmente non si scrive che era marocchino, ma ci mancherebbe altro. Non è questa la cosa importante. Un bacio quasi falso, se ne occupa il Corrierone, ma anche altri quotidiani, in questo caso il Caffè di Massimo Gramellini. Il video che è apparso anche sul vostro telefono, dite la verità, il video che immortala Elon Musk a Parigi per l'inaugurazione di Notre Dame, mentre si volta di scatto e bacia appassionatamente Giorgia Meloni. Nessuno ha creduto che fosse vero, ma non tutti hanno creduto che fosse falso. E quindi questa intelligenza artificiale mette un pochettino, cioè ti mette il dubbio su qualunque cosa vedi, ma no, è impossibile. Ma è possibile, è probabile che sia accaduta. E in effetti, insomma, abbiamo visto Giorgia Meloni con Musk, sembravano due vecchi amici, allegri. Dove ci porterà questa intelligenza artificiale? Attenzione, sto mettendo sul tavolo gli argomenti, signore e signori, quelli che poi potete tranquillamente mettermi a voi, mi metto nelle vostre mani, potete tranquillamente commentare inviando messaggi al 340 67 09 659. Mi raccomando, ci conto, perché io già tra 10 minuti, subito dopo le 8, comincio a leggere i messaggi. Siamo sempre all'interno del Corriere e vi porto proprio a vedere che cosa sta succedendo. A proposito di quello che è avvenuto non troppo lontano, in questo caso la Siria, ci sono le scelte dei governi. È una scelta che mi è sembrata strana da una parte, non mi aspettavo. L'Italia sospende le domande d'asilo, ma mica solo l'Italia, una scelta comune in tutta l'Europa. Germania e Austria le prime a varare lo stop. 2 giorni dopo la caduta del dittatore siriano Assad e la presa del potere delle milizie al-Jolani, l'Europa mantiene preoccupazione ed estrema vigilanza su quanto sta accadendo in Siria, ma intanto comincia a prepararsi non solo per fermare eventuali esodi e migrazioni, ma anzi per chiudere le porte a chi era in attesa di asilo politico per sfuggire al regime. Ora, mi sapete spiegare sta cosa? Ti giuro, non l'ho mica capita. Cioè, di solito abbiamo fatto entrare cani e porci nella nostra bella Italia perché scappano da guerra. Adesso qual è la situazione? Che è finita la guerra in Siria, non c'è più guerra, lì si sta bene, è diventato un paese sicuro, diciamocelo. Io non riesco a capire questa scelta. Tu dici, Sammy Varin, hai bisogno dello psicologo del PD, stai diventando pidino, un pidino al mattino è la cosa più pericolosa, Radio Libertà. Non lo so, ditemi cosa sta succedendo. Fatto sta, insomma, che anche l'Italia, alla fine di una giornata di prese di posizioni simili, ha deciso di sospendere i provvedimenti circa le richieste di asilo dalla Siria. Lo spiega una nota di Palazzo Chigi alla fine di un vertice alla quale hanno partecipato premier, ministri di difesa, Crosetto, Piantedosi, Mantovano, i servizi segreti. In un momento in cui i combattimenti ancora proseguono in alcune regioni della Siria, la riunione ha ribadito l'assoluta priorità attribuita all'incolumità dei civili e alla necessità di assicurare una transizione pacifica e inclusiva. Questa è la dichiarazione del governo italiano. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei cittadini italiani, alla tutela dei cristiani e di tutte le minoranze. E appunto la decisione è immediata. L'esecutivo ha stabilito che, analogamente a quanto fatto da altri partner europei, saranno sospesi i procedimenti circa le richieste di asilo dalla Siria. Si rivendica poi la scelta di aver mantenuto aperta l'ambasciata a Damasco, eccetera, eccetera. E non si può più entrare dalla Siria, cioè chi voleva scappare da questi che non sono proprio degli stinchi di santo, niente da fare. Perché? Punto di domanda. Perché forse si ha paura che arrivino anche terroristi?
Tan, da, da, da. È vero, è vero, è vero? È vera questa cosa? Cosa ne pensate? 3406709 659. La situazione potrebbe andare nel verso giusto, ma servono grande cautela e attenzione. La seguiamo ora per ora. Indovinate chi dice questa cosa? Tajani. Quando si dicono delle cose assolutamente scontate, ma questo è Tajani. E invece bene sospendere la raccolta di richieste d'asilo per il vice premier leghista Matteo Salvini. Io sospenderei anche Schengen. Quindi capite che probabilmente c'è qualcosa di più del fatto che poverini scappano da guerra. Sì, scappano da guerra, ma probabilmente arriverebbero anche tagliagole che scappano da quel regime e che per loro adesso non è più quello che volevano e quindi arrivano qua da noi. Che cosa sta succedendo? 340 6709 659. Ti dico, è una sensazione strana questa scelta dell'Italia, ma soprattutto dell'Europa, di sospendere la possibilità di accogliere questa gente che scappa da guerra, mentre tutti gli altri li accogliamo, quelli dalla Siria no. E io sono sul Fatto Quotidiano, dai, che vi fa bene, un po' di Fatto Quotidiano, dai, Al-Jolani fa il governo, l'Unione Europea chiude le frontiere. Al-Bashir, già governatore di Idlib, è il nuovo premier. I primi resti macabri della prigione del regime a Srednaia. Intanto Israele occupa i territori oltre il Golan. E diamogli sti territori e basta, però finiamo, con sta roba che Israele occupa qua, occupa là, insomma, perché se poi la gente si incazza, non lo so. Bavagli, siamo sul Fatto Quotidiano. Bavagli, il governo vuol decidere cos'è la verità. Ecco, zitti tutti, scrive il quotidiano, il Fatto Quotidiano. Crosetto, struttura anti-fake news e decreto su arresti e company. Museruola preventiva, ideona orwelliana contro la guerra ibrida dei russi, applausi anche dalla Lega. Il Consiglio dei Ministri allarga le censure del DL Costa, vietato pubblicare testuali gli ordini di custodia, ma pure misure più lievi. Parla di influenze russe ma zero prove. Romania, la Corte divulga la sentenza, blocca elezioni, ma non spiega i motivi. Questo è d'altro, signori, sul Fatto Quotidiano di quest'oggi, quando mancano pochi minuti alle ore 8. Il buongiorno a chi mi sta dando buongiorno. Grazie per aver scelto Radio Libertà sul canale 252 del vostro televisore, ma anche sulla Radio DAB, sulla banda DAB della vostra autoradio, della vostra radiolina che avete comprato da Media World. Magari c'è pure lo sconto, costano 20 euro ormai le radio, e tutte le radio in vendita sono DAB. Quindi schiacciando il tastino DAB tranquillamente vi salta fuori, tirando fuori tutta l'antenna, e fatemela vedere questa antenna lunga, si ascolta in tutta Italia Radio Libertà nella banda DAB della vostra radiolina. E io vi porto sul giornale. Verso la manovra, accordo nel governo, giù le tasse. Vertice di maggioranza sulle priorità, aumenta la platea della flat tax, meno imposte a chi assume, cancellate le multe ai Novax. Eccola qua, coraggiosamente arriva la notizia che sugli altri quotidiani vertice dei leader di centrodestra ieri a Palazzo Chigi sul decreto mille proroghe e manovra. La maggioranza trova l'intesa su un taglio delle tasse per le imprese, si studia l'Ires premiale con aliquota ridotta per le aziende che investono una parte degli utili. Per i professionisti si punta invece su un ampliamento della flat tax. Arriviamo chiaramente alla faccenda delle multe ai Novax, ma intanto polveriera in Siria, allarme islamisti, Meloni chiama gli 007. Capite che c'è sotto? Cioè, potrebbe davvero che ci arrivano qua schifezze, già più schifezze di quelle che già arrivano. Dalla Germania ai paesi scandinavi, in molti stati è stretta sui visti ai siriani e la premier Giorgia Meloni convoca gli 007. Uno dice, ma perché? Ma poverini, scappano da guerra. A quanto pare, tra quelli che scappano da guerra, la gran
parte di questi non sono stinchi di santo, quelli che abbiamo fatto entrare finora, tutti bravi, buoni, ma perché qualcuno ti sfregia con un po' di acido, ma dopo passa tutto, ti rifai la facciona, ma dai, oggigiorno aggiustano tutto. Santa polenta, 10 motivi per non fidarsi, scrive Gian Michalessin, sempre a proposito di questi che arrivano dalla Siria e di quello che potrebbe accadere ancora una volta in Siria. Incidente nel deposito, area a rischio, l'esplosione a Firenze, 2 morti, 3 dispersi. Pare che l'area fosse davvero a rischio, ma sul quotidiano Il Giornale si parla anche dell'egiziano morto durante un inseguimento a Milano. Rami, carabinieri indagati per depistaggio. E adesso la colpa dei carabinieri, lo diciamo, la colpa è loro, la colpa è loro. E qualcuno si indigna pure perché si dice ma doveva proprio uscire sta notizia. Se non la facevano uscire però questi continuavano a fare casino nei sobborghi di Milano, adesso si placheranno o al contrario faranno ancora più casino? Ve lo dico tra poco, ma vi dico che quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, abbiamo visto come sul Corriere, si commenta il bacio fake. Nel Giù la maschera di Luigi Mascheroni si scrive una fake al bacio, e quindi il fatto di queste immagini false generate dall'intelligenza artificiale che però ha provocato tante reazioni. Non sappiamo se l'intelligenza artificiale, scrive Mascheroni, sia una benedizione per l'umanità o un mostro che la divorerà. Intanto sappiamo che il futuro della disinformazione è proprio questo: le cose, per essere vere, basterà siano credibili. E in poche parole non c'è più da fidarsi di quello che vediamo, perché la Meloni che bacia Elon Musk è una cosa possibile, ma in questo caso è una fake. A quel punto saremo sterminati da una miscela esplosiva letale, scrive Mascheroni, quella fra una nuova intelligenza delle macchine e l'innata credulità degli uomini. A meno che non cominciamo veramente a non fidarci più di nessuno, come già avviene per strada, ragazzi. Chiunque ti ferma, cosa fai? Scappi via, hai paura. Appena arrivi a casa ti blindi mettendo l'allarme per paura che qualcuno cerchi di entrare. Non ci fidiamo più di nessuno? Punto di domanda. Altro argomento sul tavolo: 340 6709 659. Inviate i vostri WhatsApp e chiaramente, cari Novax, state lì gomblottisti all'ascolto, terrapiattisti increduli. Sì, le multe Novax non ci sono più, ma chi l'ha pagata che deve fa? Restate all'ascolto, torno tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Eh beh, è una cosa effimera. Si intitola Frammento effimero, la canzone, il pezzo, la meditazione di Davide Fasiello, una celebrazione musicale della bellezza transitoria. Classe 1998, studia il sassofono a 12 anni, poi passa al pianoforte e anche lui è un pianista da scoprire. Davide Fasiello con Frammento effimero, lo trovate su tutti gli store digitali, su YouTube, ma scopriremo settimana dopo settimana anche questo pianista perché, come altri, fa parte della musica indipendente, di quegli artisti che formano un sottobosco profumatissimo ma assolutamente sconosciuto ai più perché non viene preso in considerazione dalle grosse e grasse radio. Perché? Perché non paga. Già, lo sapevate che gli artisti per essere trasmessi dalle radio pagano in qualche modo l'emittente? Da noi questo non succede e noi possiamo ancora scegliere quale artista mandare in onda in ogni trasmissione. E Sammy Varin ha fatto questa scelta ormai da anni di trasmettere esclusivamente artisti sconosciuti, assolutamente non passati su altre radio. E ringrazio coloro che mi contattano quotidianamente scrivendo una mail a sammy.averin@radiolibertà.net segnalandomi le loro produzioni e io poi vi inserisco ogni mezz'ora all'interno delle mie trasmissioni. Intanto il buongiorno rinnovato a chi ci ha appena acceso, buon mattino da Sammy Varino e grazie per tutti questi WhatsApp, ragazzi, già pieni. 340 6709 659 per le vostre meditazioni, su qualunque argomento vi stia colpendo o magari su qualcosa di cui non si sta parlando e bisognerebbe parlare di più. 340 6709 659. Buongiorno, ora che hanno spalancato le porte del carcere in Siria, vedrete che scappano tutti in Italia. Eccola lì, abbiamo capito forse come mai abbiamo chiuso tutto quanto dalla Siria, ma solo dalla Siria, se uno fa il giro un po' più lungo. Ti ho inviato il mio modesto regalo di Natale. Battista, io ringrazio in maniera incredibile coloro che, ma poi vedi, non l'ho neanche mai detto. Uno dice, se questo ogni giorno la menasse con i 5 euro a radio, ma senza neanche, non vi ho neanche invitato una volta ad aiutare questa emittente che vive soprattutto grazie al vostro sostegno. Io veramente, Battista, è un regalo che francescano il tuo. Scherzo, oh. Allora, ci aiutate o no? Volete che domani accendete su Radio Libertà e trovate Radio Popolare? E per favore, per piacere, conto corrente postale 37671294. Si aiuta Radio Libertà anche con soli 5 euro, anche andando sul sito radiolibertà.net, cliccando Sostienici. Mi raccomandi. Mi fido, Che fortuna che questa Meloni piace a tutti, da premier albanese a Macron, Ursula, Biden, Zelensky, Trump. Maurizio, poteva andare peggio, insomma, Piace la premier che piace e anche Trump, hai visto quanti complimenti che le ha fatto e Musk che se la bacia insomma. Togliere 35 euro al migrante per l'inserimento? Sì alla multa Novax. Buona giornata. Sammy, tutti quelli che arrivano da ogni angolo del mondo, secondo la sinistra e non solo, sono tutti fragili. Chissà poi si vede come sono fragili. È vero, ma soprattutto se c'hanno il macetino in tasca oppure no. Forse ci sono troppi cristiani tra quelli che vorrebbero scappare da guerra in Siria, quindi meglio lasciarli lì. Questo immagino che sia Abdul che mi scrive ste cose. 340 6709 659. Scrivete i vostri WhatsApp. Questa mattina piatto ricco micificco perché avremo, oltre al consueto qui Parlamento alle 8:45, da quest'oggi una grande novità, signori. Io l'ho sempre detto, questa rassegna stampa sta facendo scalpore, clamore, non lo so, c'è gente che si chiede che cavolo di trasmissione mai questa, era così bella quella di Giulio Cainarca. Sì, era molto più bella. Giulio Cainarca però si è spostato più avanti, la sua trasmissione la fa verso le 10:30, si chiama Auto da Fe, è un bellissimo speciale sull'argomento più importante di questo periodo, ogni giorno diverso, e chiaramente la rassegna stampa a chi l'ha data? L'ha data a me.
tu dici, ti piace la patata bollente, e quando è bollente ti scotti un po' la linguetta, però scherzi a parte è tutta un'altra storia. Ma all'interno della rassegna stampa di Sammy Varin, proprio l'altra settimana facciamo un appello figlio d'Apollo, lo ricordavo più volte, e c'è qualcuno che vuole sponsorizzare la mia rassegna stampa, un imprenditore, un partito, guarda caso signori, da quest'oggi ringraziamo, oltre al Parlamento italiano, anche l'Europarlamento, e in particolare il gruppo Patrioti per l'Europa, perché da quest'oggi abbiamo anche un collegamento quotidiano con il gruppo Lega in Europarlamento. E io sono rimasto, ho detto: ma cavolo, ma che onore! Cioè, ma tutti da me poi, e che cazzo, ma che tutti da me! E io ringrazio, stiamo scherzando naturalmente, Paolo Borchia, capodelegazione Lega al Parlamento Europeo, segretario provinciale anche della Lega in quel di Verona. Lo avremo proprio questa mattina alle 9, e ogni mattina alle 9, o a volte anche un po' più tardi, in tarda mattinata, avremo un veloce collegamento con l'Europarlamento, perché alla fin fine è l'Europa che ci comanda, ci dobbiamo ribellare a questa Europa, ma per il momento non è che si può fare il rizzo della situazione, usciamo dalla NATO, usciamo dall'Europa, usciamo da tutti. Sì, dicevamo anche questo, ma poi abbiamo visto che era un po' una cassata, tutto qua. C'è un messaggio audio, ho un po' di paura, perché quando dico le cose strane, poi anche voi dite cose strane, e sentiamo che cosa ha da dire questo, sentiamo. Buongiorno Sammy, Buona. buongiorno a tutti gli Buongiorno. ascoltatori. Buongiorno. Perché oltre agli artisti musicali non proponi anche degli scrittori sconosciuti, Ma certo, magari creando una piccola rubrica? ma certo. Sarebbe secondo me una cosa interessante. Ciao a tutti. Bravo, assolutamente sì, ma sai che ogni tanto lo faccio già? Eh sì, non all'interno della rassegna stampa, perché sta diventando un circo. Signori, cioè chi altro facciamo entrare? No, già entrate voi come niente fosse, senza bussare, ma quando portate il salame, ragazzi, è sacro salame. E no, lo facciamo spesso dopo le 11, sai che io ritorno in onda con Potere al Popolo, spesso e volentieri ho anche, oltre ad artisti musicali, anche scrittori indipendenti, autori indipendenti. Comunque grazie davvero per il consiglio. Vado? Sì, mi tuffo all'interno dei quotidiani, perché qui stiamo chiacchierando troppo. No, chi chiacchiera qua? Questa non è mica una radio di chiacchiere, qui bisogna essere attivi. E allora vi porto sul quotidiano Il Giornale, perché giustamente a pagina 10 e a pagina 11 si fa un po' il punto di quello che accade dal punto di vista dei soldini, scenari politici, il nodo economia, sconto per chi assume e si allarga la flat tax. Rinviato il dibattito sul taglio dell'aliquota IRPEF, 1000 proroghe, il governo cassa le multe ai Novax. Il decreto rinvia anche l'obbligo di polizze catastrofali, soddisfazione dell'esecutivo è molto più snello, l'abbiamo approvato in anticipo rispetto al passato. Che cosa ci fa Draghi qua? Premio, Draghi ha vinto un premio, il riconoscimento dell'ISPI per il 2024. La ricetta Draghi: all'Unione Europea servono decisioni collegiali. Sì, per quello sulle automobili, guarda. Il premio ISPI 2024, riconoscimento dedicato a personalità che hanno contribuito a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo, è stato assegnato all'ex premier ed ex presidente della BCE Mario Draghi, il quale ha riconosciuto una crisi di leadership in Europa. La leadership franco-tedesca si è indebolita, ma non vedo al momento altre leadership. E come no? È noi, la Meloni superstar. Ma dai, c'è un vuoto di leadership, ma bisogna aspettare il voto in Germania, poi magari che quello in Francia. Poi la sua ricetta: siamo di fronte a momenti difficili e in Europa servono decisioni collegiali. Se l'Europa va in direzione sovranista, come si potrà percorrere una strada per l'integrazione? La critica: il mercato unico di fatto non c'è.
premio a Draghi. Ok, siamo molto contenti. Ancora, certo, economia, imprese e famiglie, la maggioranza trova subito l'intesa sul taglio delle tasse. Il vertice dei leader del centrodestra con Giorgetti, clima positivo sulla manovra, attenzione ai conti pubblici ma ottimismo, grazie alla riduzione dello spread, riduciamo le imposte e aiutiamo le aziende. A proposito, dovrebbe accadere qualcosa dalla BCE per fine settimana e speriamo, noi che ci abbiamo il mutuo da pagare, sì, che poi te lo tagliano di 2 euro, no? Che pacchia! Sul tavolo lo stop agli scioperi del 12 e 13, sapete che c'è uno sciopero generale via l'altro, ragazzi miei, adesso anche per il terribile fatto avvenuto presso Firenze, d'accordo, sciopero pure su quello. Salvini convoca i sindacati al MIT. Matteo Salvini ha convocato i sindacati per oggi al Ministero, chiedendo loro di desistere allo sciopero indetto per i prossimi giovedì e venerdì 12 e 13 dicembre. Allo stesso scopo ha inviato una lettera auspicando l'annullamento e il ridimensionamento delle manifestazioni. Il ministro Salvini si è appellato al senso di responsabilità, anche in considerazione del periodo prenatalizio caratterizzato da un incremento degli spostamenti. In particolare venerdì 13, Santa Lucia, si preannuncia una giornata nera. Sulla carta è stato indetto un nuovo sciopero nazionale di 24 ore nel settore pubblico e privato. Non sono un po' troppi? Che coinvolgerà treni, metro, bus, taxi, trasporto marittimo, escluso il settore aereo, sebbene anche in quell'ambito si preannunciano altre agitazioni. A proclamare la serata è stato sindacato di base USB, vi aderiscono anche le sigle FI, SI, USB, lavoro privato, mentre lo sciopero generale del 29 novembre era stato indetto da CGIL e UIL. Come per il 29, Salvini ha parlato anche di precettazione. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato sarà in agitazione dalle 21 del 12 dicembre alle 21 del 13 dicembre, nonostante la commissione avesse chiesto di ridurre la protesta a 2 ore. I sindacati di base sparano nel mucchio e spiegano così le ragioni della serrata. La lista delle ragioni che spingono a convocare lo sciopero generale si allunga ogni giorno. C'è un disegno generale che il governo Meloni sta portando avanti che concentra le risorse per l'economia di guerra, aumenta le disuguaglianze sociali, ci trascina verso l'abisso di una nuova guerra mondiale. Non c'è un solo ambito che non sia sotto attacco. Diciamo argomentazioni molto varie, ecco, diciamo così. Dopo le proteste di Confedilizia e Confindustria, botteghe storiche, il giallo del DLGS di tutela, il governo non approva, ma è sul comunicato. Il diritto di prelazione sugli immobili riservato ai commercianti spaventa i proprietari, così Palazzo Chigi ha preso tempo. Anche un argomento apparentemente innocuo come la difesa delle botteghe storiche ha innescato nuove polemiche. Ieri il Consiglio dei Ministri avrebbe dovuto varare un decreto legislativo che istituisce un albo ad hoc per tutelare attività commerciali, artigianali, esercizi pubblici con almeno 50 anni di storia. Il condizionale è d'obbligo perché, sebbene presente nel comunicato finale della riunione, una successiva precisazione di Palazzo Chigi ha spiegato che l'esame definitivo è stato rinviato a un'altra seduta per ulteriori approfondimenti. E vabbè, l'hanno rinviato. E allora si fa lo stesso, ragazzi miei. Si fa lo stesso. WhatsApp al 340 6709 659. Ok, sì, ci arrivo tranquillamente alle multe, ai Novax. Aspetta che ti leggo subito qualcosa che ti possa interessare. No, perché qui, non so se lo sapete, abbiamo anche le richieste. Non facciamo richieste musicali, ma facciamo richieste di quotidiani, di articoli, quello che si dice qui e non si dice lì, come lo dicono lì e come lo dicono qui. E allora ve la siete cercata e vi porto su Repubblica. Bastava dirmelo. Chiaramente in grande e grosso la tragedia, strage sul lavoro, esplosione del deposito Eni di Calenzano alle porte di Firenze, morti 2 camionisti, 3 dispersi, 26 feriti, la deflagrazione provocata dallo sversamento di benzina durante il carico di carburante sulle autobotti in coda. La procura di Prato indaga per omicidio colposo e sugli allarmi inascoltati.
Romina Marceca racconta la storia: ho visto l'inferno vivo per miracolo, ma poi di spalla il Medio Oriente, Siria, governo di transizione, Israele occupa il Golan. Per la prima volta dalla guerra del Kippur del 73, Israele è rientrata in territorio siriano e ha schierato le sue truppe sul versante del Golan sotto il controllo di Damasco, una mossa difensiva, ha precisato il premier Netanyahu. Lucio Caracciolo sulla via di Damasco. Ma sempre sul quotidiano Repubblica, oltre alla pubblicità del nuovo libro di Aldo Cazzullo, e che fate, non lo comprate, si parla di giustizia. Bavaglio stampa approvato il decreto, scrive Repubblica, bavaglio ai giornalisti. E mi sono tolto il bavaglio un attimo. Con il divieto imposto la pubblicazione integrale degli atti giudiziari, il decreto legislativo già ribattezzato legge bavaglio passa in Consiglio dei Ministri. I tempi sono quasi alla scadenza, la relazione di Nordio si guadagna il via libera. Vietato riportare brani testuali, intercettazioni, valutazioni delle ordinanze che applicano misure cautelari personali. Protesta la Federazione della Stampa. Ma di fianco sanità, e arriva lo stop alle multe ai Novax, cosa che noi già vi avevamo presagito da settimane, da mesi, da anni. Adesso è ufficiale, colpo di spugna sui Novax, vi hanno spugnato via, un regalo a tutti coloro che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale durante la pandemia. È Repubblica questa, ma Palazzo Chigi nega che ci sarà rimborso delle somme già pagate. Il decreto mille proroghe prevede un nuovo stop alle multe di 100 euro emesse contro gli over 50, gli appartenenti alle forze dell'ordine, il personale sanitario e le categorie che avrebbero dovuto vaccinarsi contro il Covid. Quindi avete fatto bene a non pagare le multe finora. Ci sarà un nuovo stop alle multe, capire se sarà definitivo oppure no, lo sapete, con il mille proroghe, lo aveva detto Claudio Borghi Aquilini l'altra settimana, si proroga e a un certo punto il tutto scade, non si possono cancellare le multe perché erano già state messe a bilancio, soprattutto quelle che avete pagato. E quindi vado a pagina 17, sempre di Repubblica che vi sta simpatica, sospese le multe per i Novax, ma non ci saranno i rimborsi. Il Consiglio dei Ministri decide il congelamento delle sanzioni da 100 euro a carico di oltre 1,5 milioni di italiani che non avevano rispettato l'obbligo vaccinale. Rosaria Amato ci fa sognare, stop alle multe ai Novax. Il decreto mille proroghe è arrivato con notevole anticipo rispetto agli altri anni in Consiglio dei Ministri. Borghi mette il pepe in culo. Oggi alle 9:40 vediamo se riusciamo a trovarlo. Prevede la sospensione, per ora non la cancellazione definitiva, delle sanzioni a carico di oltre 1,5 milioni di italiani che non hanno rispettato l'obbligo vaccinale durante l'emergenza Covid. La nota diffusa al termine della riunione di governo parla di abrogazione in modo da non dover procedere con una ulteriore proroga delle norme che prevedevano una multa di 100 euro nei confronti degli over 50, degli appartenenti alle forze dell'ordine, del personale sanitario e di tutte le altre categorie professionali che per legge avrebbero dovuto vaccinarsi contro il Covid e non lo hanno fatto. Palazzo Chigi spiega che l'abrogazione comporta il conseguente annullamento delle sanzioni pecuniarie già erogate e non riscosse e relativo discarico. La misura, nella bozza esaminata in Consiglio dei Ministri, risultava in valutazione del MEF. Tra le bozze che circolavano ce n'era anche una, sentite, che oltre a prevedere l'annullamento delle multe non riscosse e la cancellazione dei procedimenti in corso, arrivava a disporre anche la restituzione delle somme già pagate. C'era una bozza che diceva restituiamo anche se hai pagato la multa, te la restituiamo. Versione ripresa anche dalle agenzie di stampa nella serata di ieri,
ieri, ma che non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Potrebbe aprirsi un problema di copertura. Infatti le risorse economiche provenienti dal versamento delle sanzioni sono state inserite nel conto delle entrate dal Ministero dell'Economia. In totale si contava di riscuotere tra i 150 e i 170 milioni di euro. Escludendo le restituzioni delle somme già versate, rimane aperta comunque la questione delle mancate entrate. D'altra parte, come anche il ministro della Salute Schillaci ha rilevato in più occasioni, anche riscuotere le multe è una procedura costosa, considerato che si tratta di 100 euro per volta. E in più occasioni i giudici di pace hanno dato ragione ai ricorrenti, rilevando che la Costituzione vieta trattamenti sanitari obbligatori, oppure che i vaccini in circolazione non erano comunque in grado di fermare il contagio. Il decreto prevede inoltre la proroga di 4 mesi al 30 aprile 25 dello scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Si tratta di una misura introdotta in via eccezionale proprio nel periodo pandemico e più volte prorogata per porre rimedio alla paura della firma. Viene esteso fino al 31 dicembre 2025 anche lo scudo penale per i medici, cioè la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di dolo e colpa grave in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Slitta di 3 mesi al 31 marzo 2025 l'obbligo di assicurazione anticatastrofi per le imprese. Tra le proroghe c'è anche un taglio ai possibili rinvii in materia di concorsi pubblici. Si stabilisce infatti che le pubbliche amministrazioni devono concludere le procedure e le assunzioni entro un termine massimo di 3 anni. Finora erano invece previste proroghe annuali che, ricorda Palazzo Chigi, sono venute a protrarsi per 11 anni. La nuova norma si applica già dal 2025 ed è quindi previsto un ultimo anno per portare a termine le procedure non concluse. Insomma, avete capito di che cosa si parla quest'oggi? Le multe. Il Consiglio dei Ministri decide il congelamento delle sanzioni da 100 euro a carico di oltre 1,5 milioni di italiani che non avevano rispettato l'obbligo vaccinale. A voi naturalmente l'ultimo pensiero, dite la vostra al 340 6709 659. Vi siete vaccinati? Avete avuto il cancretto anche voi? Qualche problemino, diciamo che ce l'abbiamo avuto un po' tutti quanti, e a chi dar la colpa se non ai vaccini? E come dice sempre Sammy Varini, la verità sta nel mezzo. 340 6709 659. C'è qualcuno che bastava che tu dicessi una roba del genere e subito ti rifilava il termine: allora sei Novax, allora sei gomlottista, terrapiattista, eccetera eccetera eccetera. Dove vado? No, volevo fare un girettino anche sui quotidiani minori. Posso farlo perché c'è sempre roba buona sui quotidiani meno conosciuti. A volte è più buona che sui soliti giornaloni. Fammi un po' vedere. Allora, poco conosciuto, un corno, Il Sole 24 Ore titola questa mattina: Ires, riduzione in arrivo a imprese che investono, slitta il taglio dell'IRPEF. Poi anche qui polizze sulle catastrofi, rinvio a marzo, annullamento per le multe Novax. E ci ritorniamo quindi sull'argomento. Il decreto legge mille proroghe approvato dal Consiglio dei Ministri introduce uno slittamento di 3 mesi sulle polizze catastrofali da fine dicembre a fine marzo 2025 per dare più tempo a assicurazioni e aziende di adeguarsi. Intanto, nel suo parere sul provvedimento, il Consiglio di Stato ha sollevato un'altra criticità: la franchigia delle polizze catastrofali. Secondo la norma del 2023, questa non può superare il 15% del danno. Annullate le multe ai Novax. Molliamo Il Sole 24 Ore mentre stanno arrivando tante meditazioni. Bravi al 340 6709 659. 10 minuti arrivo, assolutamente 10 minuti e vi leggo i vostri WhatsApp, ricordando a tutti coloro che mi stanno per spegnere, bello spegnere Sammy Varin, che io poi ritorno la sera dalle 20 alle 21. C'è la replica del meglio ma anche del peggio di questa rassegna stampa, quindi se magari scrivete
qualche WhatsApp esplosivo, io ve lo leggo e ve lo risentite poi questa sera dalle 20 alle 21 e poi naturalmente sul sito di Radio Libertà nella sezione podcast. Questa trasmissione ve la potete riascoltare quando e come volete. L'Unità, altra strage sul lavoro, davvero servirebbe una rivolta, punto esclamativo. Oh, ditemi un po' voi, se poi succede qualcosa, a chi diamo la colpa? Punto di domanda. Il manifesto ha sempre un titolo potente, in effetti è potentissimo quello di quest'oggi, riprende un po' quello che dicevo, la stranezza di questa cosa è che non facciamo più entrare i profughi dalla Siria, ma cani e porci che fanno altre strade sì. Il manifesto titola Fatti vostri e si vede una fila di profughi, rifugiati siriani presso la struttura di prima accoglienza per migranti in Germania. L'Europa batte il suo primo colpo nella crisi siriana. È una porta chiusa. Congelate tutte le domande di asilo e non basta fermare i nuovi profughi, si cerca anche di rimandare indietro chi ha già il permesso. Con i jihadisti al potere, adesso il paese sarebbe sicuro. Questa è una frase, non è un punto interrogativo, è una frase chiusa. A voi naturalmente il pensiero. Come mai abbiamo fermato la crisi siriana? Non esiste più e quindi congelate tutte le domande di asilo e attenzione anche quelle che sono state accolte, si parla di rigettarle, punto di domanda. Cos'è tutta questa paura del siriano? Il siriano ti dà una mano e non sappiamo cosa ha in quell'altra, però, ma si scherza naturalmente, però sono meditazioni che secondo me poi dal punto di vista politico avranno nelle prossime ore una certa deflagrazione, perché poi sai, il nostro è il paese delle polemiche, se non si polemizza i politici che cosa sono lì a fare? Secondo qualcuno, per fortuna ci sono anche quelli che lavorano in silenzio. Andiamo su altri quotidiani. Il Riformista, se volete, sulla via di Damasco, cade Assad, incognite sulla Siria e sulla sicurezza di Israele. Al-Jalani prova a travestirsi da moderato. Quanto durerà? Sai che di moda travestirsi, si traveste da moderato e sta cosa che si è fatto anche tutta la barba bella, sinceramente, insomma, magari è davvero buono e siamo noi che pensiamo male, ragazzi, come su quella lì che ha fatto le Olimpiadi, pensavamo che fosse un uomo e invece era proprio un uomo. Insomma, il dubbio, attenzione al titolo del dubbio, questo è quasi da querela, il decreto antigogna ora è un decretino. E la faccia di chi è? Indovina indovinello, di Nordio. Sì definitivo del governo al divieto di pubblicare le ordinanze cautelari, ma le sanzioni non ci sono. Sì definitivo del governo al decreto che attua la legge Costa, cioè le norme che vietano di pubblicare le ordinanze cautelari, ma senza nuove sanzioni. Resta solo quella lievissima prevista dall'articolo 684 del Codice Penale. Ora è un decretino. Assad a Mosca, niente velo obbligatorio. Oh, che buoni, che bravi. È come qua in Italia praticamente, dai. La promessa della nuova Siria. Jolani vuole il fedelissimo al-Bashir come premier. Nella Siria a rischio caos, il complesso incarico del governo di transizione è stato affidato a Muammar al-Bashir. La sua nomina è arrivata al termine di un incontro tra il comandante del Dipartimento delle Operazioni dell'Opposizione Armata Ahmed al-Sharaa e il primo ministro del precedente regime Mohammed al-Jalali. Ormai è come parlare dialetto bergamasco, siamo diventati bravissimi. Sì, mi sto per fermare, è vero, mi fermo, che ci crediate o no, c'è la pausa delle 8:30 con Acerbis, con la canzone indipendente, oggi un filo jazz con la nuova canzone dei Fidanza Jazz Combo e poi naturalmente ci sono anche le previsioni meteo. Dopodiché, attenzione, avremo il Qui Parlamento in Italia alle 8:45, ma alle 9 una nuova entrata, anche qualche minuto di collegamento con l'Europarlamento, con il gruppo Patrioti per l'Europa e quest'oggi avremo il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, Paolo Borchia. Restate lì.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'Italia è interessata da un'ampia circolazione depressionaria, temperature sostanzialmente invariate, fredde. Nella prima parte della giornata tempo instabile su buona parte del paese, ma piogge maggiormente probabili su Basso Piemonte, Emilia-Romagna, Basso Lazio, Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Andrà meglio sul resto dei settori. Durante le ore pomeridiane residue precipitazioni sulla Romagna, sulle regioni centrali adriatiche e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
E allora ce lo facciamo sto caffè? No, perché ascoltando questa canzone che si intitola La tazzina di caffè e soprattutto guardando il video ti fa venire una voglia di caffè. Fidanza, Jazz Combo, Fabio Fidanza, voce, chitarra e fiati vocali, Dario Di Gianmartino, batteria. Sono attivi ricercatori delle contaminazioni tra musica italiana e swing. Meritano davvero. Si parte dall'America, ma si arriva anche al quartetto Cetra, Natalino Otto, fino a incrociare Gershwin, Nat King Cole. Insomma, ragazzi, sembra incredibile, ma anche questi sono artisti indipendenti che raramente vengono presi in considerazione dalle radio, quelle importanti. Si chiamano Fidanza Jazz Combo. La nuovissima produzione è La tazzina di caffè. Con il buongiorno a chi lo sta bevendo davvero il caffettino. Bello farlo ancora nella vecchia caffettiera, ma c'è qualcuno che ancora lo fa? Mi rispondete, perché qui oggi tutti con le macchinette che abbiamo lanciato noi con il caffè padano, ricorderete un po' di anni fa, ma davvero più nessuno con la vecchia caffettiera. Io me la porterei davvero, abbiamo il fornellettino da campeggio, no, si fa fatica, è vero anche questo. Buongiorno da Sammy Varin, certamente rassegna stampa, tra pochissimo il Qui Parlamento e poi alle 9 il Qui Parlamento Europa. Ci collegheremo per la prima volta con l'Europarlamento e successivamente ogni mattina proprio per fare il punto con i nostri 7+1, 8 inviati, e cercheremo di capire dove ci porta questa Europa, ma anche dove la vogliamo far andare questa Europa. Intanto il quotidiano La Stampa, Firenze, la strage del fuoco, il deposito era una bomba, ma naturalmente anche il Medio Oriente, profughi dalla Siria, l'Europa dice basta e Salvini attacca chiudere Schengen. Quasi 10 anni fa l'Unione Europea arrivò a un accordo con Erdogan, 6 miliardi in 2 tranche su 4 anni in cambio della completa gestione del flusso dei rifugiati. Vi ricordate questa cosa? Io sì, e il fatto che adesso si dica basta ai profughi dalla Siria, addirittura Salvini che dice chiudere Schengen, e nessuno lo dice, ma probabilmente c'è una paura fondata di qualcuno che arrivi qui a far casino, posso dirlo proprio gentilmente. Siamo sul quotidiano La Stampa, il titolo principale abbiamo detto su Firenze, ma in centropagina c'è anche l'intervista alla Pellegrini, i femminicidi e la fondazione Cecchettin e la frase il patriarcato esiste. Di spalla il Consiglio dei Ministri, Novax, stop alle multe, sia la legge bavaglio, rinviati tagli IRPEF per la classe media. E naturalmente queste sono tutte cose che vanno commentate da parte vostra anche in questo momento, inviando WhatsApp al 340 67 09 659, addentrandoci pericolosamente sul quotidiano La Stampa, pagina 13, il retroscena, manovra slitta il taglio dell'IRPEF, dalle banche i soldi per ridurre l'IRES, vertice dei leader di maggioranza con Giorgetti a Palazzo Chigi per sciogliere i nodi, rinviato il calo delle tasse per il ceto medio, la Lega dice un'altra stangata sui big del credito. Niente blocco del turnover per le forze dell'ordine e gli enti locali. Forza Italia rinuncia al calo immediato delle imposte con i soldi del concordato. Ma in centropagina, un argomento che ci avete richiesto proprio ieri, Mercosur, Lollobrigida apre, pronti al dialogo con l'Unione Europea. Il ministro, riequilibriamo gli svantaggi in agricoltura. Cosa sta succedendo? Perché qui lo dice in maniera gentile, ma su altri quotidiani pare che ci prepariamo alla guerra naturalmente tra virgolette, ce ne sono già così tante, non fai più notizia se fai una guerra in più. Noi siamo come sempre pronti al confronto. Alla sua prima missione a Bruxelles dopo la firma da parte della Commissione dell'accordo commerciale con i paesi del Mercosur, il ministro Francesco Lollobrigida ha usato toni molto meno perentori sulla posizione del governo italiano rispetto a quelli fatti filtrare da Palazzo Chigi negli scorsi giorni, mentre Parigi continua
continua a ribadire il no all'intesa, Roma sembra aver scelto una linea più aperturista, con un obiettivo chiaro, condiviso con il governo polacco: negoziare con Ursula von der Leyen un sostegno economico per il settore agricolo in cambio del via libera all'intesa. Servono compensazioni significative per gli agricoltori affinché possano fare i conti con questa concorrenza, ha avvertito il ministro dell'agricoltura polacco. A margine della riunione del Consiglio UE di ieri, i ministri di Francia, Italia e Polonia hanno ricevuto i vertici del Copa Cogeca, l'associazione di categoria che continua a definire inaccettabile l'accordo commerciale siglato venerdì scorso a Montevideo da Ursula von der Leyen. Si tratta dei rappresentanti dei paesi che, uniti all'Austria, potrebbero formare una minoranza di blocco in Consiglio per fermare l'intesa. Ok, avete capito? No, non si capisce assolutamente nulla da questo articolo. Mi scuso con Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles del quotidiano La Stampa, ma sono io che ho probabilmente un'intelligenza troppo bassa. E allora su questo argomento vi porto da qualche altra parte, va bene? Chiedo scusa, insomma, può capitare che magari qualcuno non si esprima bene, non voglia dire alcune cose o non possa dire alcune cose. Se non lo dice La Stampa, magari lo dice La Verità a pagina 14. Leggete qua: ambiente e povertà, i trattori ripartono per fermare Mercosur. Gli agricoltori della pianura padana sono pronti a mobilitarsi seguendo i colleghi francesi. Allarme soprattutto per il riso e gli allevamenti. Nel mirino non solo il trattato di scambio con il Sud America. Oh, ce lo dice Mercosur, i paesi sudamericani, ma anche la PAC e la transizione verde europea. In poche parole, vogliamo togliere un po' di dazi per far entrare a go un po' di merce da quella zona. Dal Sesia al Reno si scaldano di nuovo i trattori. La protesta parte dalla pianura padana e l'obiettivo è bloccare il Mercosur, ma anche strappare garanzie su PAC e Green Deal. Le 3 centrali agricole Coldiretti, Confagricoltura e CIA, maggiormente rappresentative, tutte contrarie all'accordo di libero scambio con i paesi sudamericani siglato da Ursula von der Leyen dopo un ventennio di trattative, 20 anni, e adesso si svegliano, si sono mosse con cautela, ma ora rischiano di essere scavalcate. Nel bresciano e nella bergamasca gli allevatori sono sul piede di guerra. In tutta la Padania i risicoltori si stanno muovendo mentre cresce il malcontento di chi coltiva cereali, allargando il fronte del no anche al sud. Potrebbe essere la replica di quanto successo 11 mesi fa, quando tutta Europa è stata bloccata dai trattori che misero in stato d'assedio a Bruxelles. Alessandra Oldani, allevatrice bergamasca, che è una delle anime del CRA, il movimento autogestito dagli agricoltori, non ha dubbi. Se necessario torneremo nelle strade. Stiamo facendo incontri e assemblee e abbiamo notato che anche quelli che aderiscono alle organizzazioni agricole sono stanchi di promesse a vuoto. Le ragioni della protesta sono sempre le stesse: troppa burocrazia, scarso reddito, Green Deal e PAC confusa. A queste si aggiunge la preoccupazione del Mercosur. Abbiamo fatto già diversi incontri, precisa Oldani, anche in Regione Lombardia. Ci hanno ascoltato, ma se l'Europa rema contro, noi siamo pronti a scendere di nuovo in strada. E naturalmente torneremo su questo argomento, il Mercosur, e quindi tanta roba che arriverà con dazi minori o forse cancellati del tutto da zone dalle quali, lo sapete, può arrivare roba di tutti i tipi. Ci siamo già passati su queste schifezze, ne abbiamo fatta di polemica, abbiamo urlato e molte volte siamo riusciti anche a avere dei risultati. Proprio a proposito di Europa, avremo da quest'oggi, come vi dicevo, l'appuntamento con Qui Europarlamento, tutti i giorni alle 9, ma alcuni giorni anche in tarda mattinata, un parlamentare della Lega facente parte del gruppo Patrioti per l'Europa, e cercheremo di capire come si può cambiare questa Europa standoci dentro, certamente standoci dentro. Intanto, per i fan della Pellegrini, vi ricordo a pagina 18 del quotidiano La Stampa l'intervista Federica Pellegrini: i maschi mi hanno sminuita e ancora oggi ci provano.
Il patriarcato resiste e scalcia, ragazzi miei, la campionessa al lavoro con la Fondazione Cecchettin. Più speranza che ansia, l'affettività si insegna. Io non ho ricordi di papà che manca di rispetto a mamma. Bel paginone sulla violenza sulle donne a pagina 10 della Stampa. Qui Parlamento. Grazie Presidente, Vice Ministro Sisto, onorevoli colleghi, ma prima di iniziare soprattutto un ringraziamento al Presidente Pagano per come ha gestito questo importantissimo provvedimento in Commissione. Procedendo con l'analisi degli articoli, arriviamo all'articolo 4 che sostituisce integralmente l'articolo 105 della Costituzione al fine di ripartire tra i due neoistituiti Consigli Superiori della Magistratura, giudicante e requirente, le competenze che attualmente spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, fatta eccezione per la competenza a decidere sull'azione disciplinare con riferimento alla quale il medesimo articolo provvede ad istituire un'apposita Corte. Il primo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione attribuisce a ciascuno degli organi di autogoverno della magistratura la competenza ad assumere, in ossequio alle norme dell'ordinamento giudiziario, le determinazioni concernenti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati. Nell'enunciare tali competenze si provvede altresì a sostituire con le espressioni valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni il riferimento attualmente recato dall'articolo 105 della Costituzione alle promozioni, in linea con la disciplina ordinamentale in materia. Il secondo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione affida la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, sia giudicanti sia requirenti, ad un organo collegiale di nuova istituzione, denominato Alta Corte Disciplinare, e il terzo comma ne delinea la composizione. Si prevede che l'Alta Corte sia composta di 15 giudici, di cui 3 giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio. 3 giudici sono estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 20 anni di esercizio che il Parlamento, in seduta comune, entro 6 mesi dall'insediamento, compila mediante elezione. 6 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. 3 giudici sono estratti a sorte tra i magistrati requirenti con almeno 20 anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. Nella composizione dell'organo è quindi prevista la prevalenza della componente togata. Il quarto comma del nuovo articolo 105 della Costituzione precisa che il Presidente dell'Alta Corte viene eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall'elenco formato dal Parlamento in seduta comune, mentre il quinto comma prevede la durata in carica di 4 anni per i membri della Corte, specificando che l'incarico non può essere rinnovato. Il sesto comma enumera diverse cause di incompatibilità tra l'ufficio di giudice dell'Alta Corte e altri incarichi. Nel dettaglio non possono rivestire il ruolo di giudici dell'Alta Corte membri del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo. L'ufficio è altresì incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, il settimo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione delinea un duplice grado di giudizio, stabilendo che le sentenze adottate in prima istanza dall'Alta Corte sono impugnabili, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte. La disposizione specifica che al giudizio di impugnazione non possono partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione in prima istanza. L'ottavo comma del nuovo articolo 105 della Costituzione riserva infine alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell'Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.
L'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 106, terzo comma della Costituzione, che disciplina la designazione a consigliere di Cassazione per meriti insigni di professori ed avvocati. In virtù dell'istituzione di due distinti consigli, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, il disegno di legge del Governo specifica che la designazione a consigliere di Cassazione avvenga su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante. Inoltre prevede che anche i magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno 15 anni di esercizio sulle funzioni possano essere designati all'ufficio di consigliere di Cassazione per meriti insigni. Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge recano modifiche di coordinamento rispettivamente degli articoli 107 primo comma e 110 della Costituzione, conseguenti all'istituzione dei due distinti consigli superiori della magistratura requirente e giudicante. Infine, l'articolo 8 del disegno di legge reca disposizioni transitorie, in particolare il comma 1 prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale siano conseguentemente adeguate le leggi sul Consiglio Superiore della Magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare. Il comma 2 prevede che fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 continuino a osservarsi nelle materie indicate le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale. Grazie, deputata Bordonali. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno, Radio Libertà, buongiorno a chi ci segue sul canale 252 del televisore in tutta Italia, anche in video se il vostro TV è collegato ad internet, buongiorno a chi ci segue sulla Radio DAB e sulle varie piattaforme YouTube, Facebook, in modo particolare la pagina Facebook della Lega Salvini Premier. Il quotidiano La Verità, oggi è potentissima la prima pagina del quotidiano La Verità e merita davvero il vostro acquisto, €1,50 ben spesi. Il capo del fisco non smentisce le voci, è un problema. La sinistra ha un nuovo leader, il tartassatore dei contribuenti. Ma chi è questo tartassatore? Già la parola tartassa, tartasse. Mister Tasse, Ernesto Maria Ruffini. Ruffini sarebbe indicato come federatore del campo largo, padrino Mattarella e Prodi e appoggi in Vaticano giusti. Mancano i voti, che però qui spesso sono un dettaglio, ma la vera domanda è: come fa a restare al suo posto? Scrive Maurizio Belpietro, a quanto pare abbiamo un nuovo Prodi, o perlomeno c'è qualcuno che si crede tale e perciò si atteggia a futuro leader del campo largo versione moderna dell'Ulivo, con cui nella seconda metà degli anni 90 i post-comunisti conquistarono per la prima volta Palazzo Chigi. Il nuovo professor Mortadella risponderebbe al nome di Ernesto Maria Ruffini. Vi state chiedendo chi sia costui, dato che il suo nome non vi dice nulla? Beh, sappiate che da almeno 5 anni è l'uomo che guida l'Agenzia delle Entrate, ovvero il braccio armato del Ministero delle Finanze. Le letterine che in questi giorni vengono recapitate per sollecitare l'adesione al concordato, minacciando in caso di diniego possibili controlli da parte degli ispettori, sono opera sua. E sempre da lui dipendono certe astruse interpretazioni delle norme in materia di tributi, chiarimenti che, guarda un po', non sono mai favorevoli al contribuente. Ernesto Maria Ruffini, cominciamo a conoscerlo. Intanto però in centropagina sul quotidiano La Verità il tagliagole Gentile alla guida della rivolta misericordiosa che balle sulla Siria liberata, scrive Mario Giordano. È un tagliagole, sì, però garbato, un fondamentalista ma moderato, un terrorista ma educato. Quando taglia la testa lo fa con una certa grazia, insomma, magari prima ti chiede pure per favore, ti sgozza ma senza cattiveria, ti massacra ma con un certo stile, è sanguinario ma con gentilezza. Sì, ha anche cambiato il nome, oltre che gli abiti per dare meno nell'occhio. Lui è il nuovo eroe dei nostri giorni, Abu Muhammad al-Jolani. E prosegue poi a pagina 3, ragazzi, ma capito come oggi sia veramente potente La Verità, anche per la
Catena di morti improvvise, 0 autopsie, nessuno indaga sulle cause, il medico legale, sono giovani sani, non è normale. Stop alle multe e rimborsi ai Novax. Attenzione, dice anche ai rimborsi, perché il quotidiano La Verità, come altri quotidiani, chiudono un po' prima. Era circolata questa bozza che ci sarebbero stati anche i rimborsi ai Novax. Pare che non sia entrata nel milleproroghe, però avremo alle 9:40 quest'oggi Claudio Borghi Aquilini, e quindi, se non lo sa lui, a Londra gruppo di scienziati chiede di sospendere le vaccinazioni Covid, più danni che benefici. La catena di morti improvvise di persone sane non si ferma, ma le autopsie restano al palo, cioè come nei giorni del Covid, ricordate? Morivano, ma no, non si può fare l'autopsia, è pericoloso, no? Come se uno facendo l'autopsia va lì in maniche di camicia, in maglietta, a fare la... sono rimasti quei punti interrogativi: perché non si sono potute fare ai tempi le autopsie e perché non si fanno anche oggi? E quante notizie di persone che stavano benissimo morte improvvisamente. Indagare le cause è questione di interesse per la salute pubblica, dice il medico legale. Intanto a Londra è stato presentato un maxi appello al governo da scienziati e medici per lo stop alle vaccinazioni anti-Covid. Siamo sempre sulla Verità. Fenomeni atmosferici come la pandemia, ormai è un'ossessione. Lockdown contro lo smog e congedi climatici. A Milano l'aria inquinata fa tornare la voglia di lockdown. L'ATS consiglia alle famiglie di non far fare ai bimbi sport all'aperto. Intanto la sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni propone di seguire il modello Sanchez, permessi climatici retribuiti ai lavoratori in caso di emergenze meteo. Francesco Borgonovo, l'utero in affitto visto dai bimbi, traumi profondi per il distacco. È uscito un saggio che spazza via le ipocrisie. Questo e d'altro sul quotidiano La Verità di quest'oggi, ma ci fermiamo solo per qualche istante, mancano pochissimi minuti alle ore 9. Abbiamo la canzone indipendente delle ore 9, un pezzo incredibile di Katy Desario dal vivo dal Teatro Donizetti di Bergamo, ma subito dopo la novità: da quest'oggi avremo anche un Qui Europarlamento con un veloce contatto con i nostri rappresentanti in Europa. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Questa è la musica immortale, signori, ed è musica indipendente, certamente. Katy Desario, dal vivo al Teatro Donizetti di Bergamo. Etta James, 1961. Prima ancora la Glen Miller Orchestra nel 1942, questa At Last, in occasione del 40° anniversario della Guardia di Finanza, cantata, suonata proprio dalla banda della Guardia di Finanza. Complimenti a Katy Desario, ci porta al nuovo appuntamento con l'Europarlamento. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin che dà il buongiorno e il ben ritrovato su queste frequenze al capodelegazione Lega al Parlamento Europeo. Siamo all'interno del gruppo Patrioti per l'Europa. Paolo Borchia, ciao! Oh, eccoci, buongiorno Sammy, ben ritrovati, un saluto a chi ci sta seguendo. Grazie prima di tutto per essere con noi, perché tu lo sai, facciamo una controinformazione potentissima, ma con un collegamento quotidiano con l'Europarlamento lo sarà ancora di più, perché ce ne sono di cose da dire, tante battaglie possibili, poi ci sono quelle impossibili che si fanno lo stesso, ma tante battaglie che si possono vincere in Europa e mai come ora ne abbiamo il sentore. Ma intanto parliamo di te, Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo. So che sei appena tornato da Budapest e io sono molto curioso, soprattutto quando si va a Budapest, di questo stranamente non si è parlato da nessuna parte, di questo viaggio per gli Study Days. Di cosa si tratta? Cosa avete fatto a Budapest? Innanzitutto, grazie per citare anche il fatto che la stampa italiana si è dimenticata di raccontare quello che è successo a Budapest. È stata 1 o 2 giorni con la quale, assieme ai colleghi anche degli altri paesi del gruppo dei Patrioti, ci siamo confrontati su diverse tematiche di grande importanza, dalla demografia all'energia, all'economia, il tutto con l'ospitalità degli amici ungheresi, che veramente rappresentano un grande esempio di come si governa un paese. Tra l'altro, piccola chicca, io fino a qualche mese fa sono stato anche coordinatore federale di Lega nel Mondo, dipartimento della Lega che segue gli italiani all'estero, e il nostro gruppo di Budapest, che saluto, mi ha sempre parlato veramente bene del come si vive bene in Ungheria, del come si riesce a fare l'impresa bene in Ungheria e di come Orban e il suo governo stanno ben amministrando il paese. Per cui a volte veramente, Sammy, ci rendiamo conto che basta prendere 1 ora e un quarto di aereo e poi le prospettive cambiano. Cambia la prospettiva di come vediamo la realtà rispetto a quello che ci raccontano in Italia, perché abbiamo sentito parlare di Orban, abbiamo sentito parlare di lui in termini di democrazia liberale, di un piccolo dittatore, quando invece si tratta di un paese che veramente sta funzionando. Per cui ecco, adesso senza fare l'esercizio antipatico di prendersela sempre con la stampa, però dai, questa mattina mi sono svegliato educato. Diciamo che a volte quello che si legge in Italia magari va preso anche con le pinze. E senti, quali sono le battaglie comuni che possiamo fare con l'Ungheria, ma in questo caso con il gruppo Patrioti per l'Europa e non soltanto in questa Unione Europea? Perché come ti dicevo prima, mai come adesso abbiamo la sensazione che si scricchioli in modo particolare su certe argomentazioni che prima sembravano più solide. Mi viene in mente anche l'Eurogreen sicuramente, e adesso forse qualche scappatoia riusciremmo ad averla, ma è chiaro, insomma, non è un segreto, bisogna saper fare squadra. Ma assolutamente, ma questa è una lettura molto corretta, anche perché adesso piaccia o non piaccia, magari chi ci segue può avere anche idee diverse dalle nostre, però partiamo dal presupposto che questa è la Commissione europea che viene votata dal numero più basso di eurodeputati, quindi è quella che parte con il mandato politico più breve. Poi, se mi consentite una metafora, questa Commissione von der Leyen 2 nasce come una specie di governo Draghi in salsa europea. Cosa voglio dire? Vuol dire che è una maggioranza quella che sostiene questa Commissione, che è molto variopinta. Abbiamo tanti gruppi politici che non hanno niente in comune tra di loro, magari in alcuni casi addirittura
trovano dell'astio, quindi popolari, socialisti, verdi, parte dei conservatori, estrema sinistra, ecco, diciamo che è un misto mare con il quale la von der Leyen dovrà confrontarsi e non avrà vita facile. Poi, per quanto ci riguarda, come gruppo dei Patrioti abbiamo votato in maniera compatta tutte e 13 le delegazioni nazionali, abbiamo votato in maniera compatta contro questo progetto, abbiamo in testa un'idea di Europa alternativa, un'idea di Europa che parte dalla cooperazione tra gli stati, dalla difesa dei confini e soprattutto dal recuperare la produttività, perché chiaramente se a fine mese i soldini che si trovano in busta paga non bastano più, poi possiamo fare tutti i discorsi del mondo, ma l'obiettivo è fallito. I nostri ascoltatori, mentre parlavi, ti danno il buongiorno e grazie che ci sta scrivendo al 340-6709-659. Ha impensierito sulla carta stampata quest'oggi, ma solo su una certa carta stampata e su altri quotidianoni sembra tutto normale, ciò che sta avvenendo con Mercosur e quindi con questi paesi del Sud America che avrebbero accesso più semplice in Europa con i loro prodotti. La Verità quest'oggi titola "I trattori ripartono per fermare Mercosur". Di che cosa si tratta? Perché non viene spiegato bene, ma ci sembra che siano in arrivo prodotti, si vogliono togliere i dazi in poche parole, Borchia. Ma allora, consentitemi di fare una piccola premessa, visto che dal dicembre del 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona, vi risparmio la lezione di diritto comunitario, però con il Trattato di Lisbona la politica commerciale cessa di essere competenza nazionale, diventa competenza comunitaria. Quindi qualcuno mi dice: ah, che bello, così andiamo in giro per il mondo a trattare come Europa e siamo più forti, però in realtà le cose stanno diversamente, visto che, insomma, lo sappiamo tutti che in Europa ci sono paesi come il nostro dove abbiamo l'industria, il mondo dell'impresa, la manifattura che non vedono l'ora di conquistare i mercati mondiali, e invece abbiamo anche altri paesi in Europa che invece hanno fatto scelte diverse, hanno delocalizzato, hanno basato la loro società e la loro economia sui servizi, per cui io vi faccio questa premessa perché pensate quando due mentalità così diverse si devono sedere ad un tavolo ed arrivare alla stessa soluzione di sintesi. Il trattato sul Mercosur, guardate, è stata una genesi tribolatissima, visto che è stato un negoziato durato 24 anni, quindi provate a pensare il grado di complessità. Adesso la sintesi è che ci sono alcuni paesi europei che sono più perplessi, altri che sono entusiasti. Anche in Italia ci sono determinati settori come l'agroalimentare che sono molto spaventati dalle conseguenze di questo accordo. Ci sono altri settori che invece la vedono un po' meno grigia, pensando di poter acquisire nuove quote di mercato. Von der Leyen stessa ha tratto giudizi entusiastici parlando di una grande area da 700 milioni di consumatori, però oggettivamente questo è un accordo da prendere per le pinze, anche perché ricordiamoci che i prodotti che arrivano in Italia, avendo delle caratteristiche diverse, che sono figlie di normative diverse, poi diventano più competitivi rispetto a quelli dei nostri produttori che devono sottostare a degli standard molto rigidi. Quindi questa Europa prima della classe mette in difficoltà i nostri produttori, e poi andare a competere a livello mondiale, fidatevi che non è l'esercizio più semplice di questo mondo. E qui stiamo prevedendo il futuro, ragazzi, ma probabilmente ci saranno nuove battaglie in arrivo, soprattutto appunto per chi vuole mangiare nel piatto roba buona. Qui ci fermiamo, io ringrazio davvero Paolo Borchia, capodelegazione della Lega Parlamento Europeo, e ringrazio il gruppo Patrioti per l'Europa, di cui fa parte appunto la Lega. Paolo, tranquillamente ci ritroveremo nelle prossime settimane. Quando volete, sempre con tantissimo piacere, tanta carica, tanto entusiasmo, e la carica comunque deriva da tutto l'affetto che ci dà la gente, perché quando parliamo di Europa sul territorio sentiamo veramente di avere le spalle coperte di un mandato molto forte della nostra gente, per cui
Grazie Sammy, grazie agli amici di Radio Libertà, soprattutto grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà appuntamento con l'Europarlamento all'indomani. Avremo un appuntamento quotidiano, se non alle 9, in tarda mattinata verso le 11, un europarlamentare della Lega ogni giorno. Intanto, certo, WhatsApp di saluti, di ringraziamenti, e chi ha richiesto appunto questo argomento Mercosur lo stiamo affrontando e vedete che qualcosa si sta muovendo. Il nostro numero è 340 6709 659. Tra poco leggo i vostri messaggi. Prima però, perdonatemi, ma c'è ancora parecchia roba da mettere sul tavolo. Questi sono poi gli argomenti del giorno, gli argomenti di cui si discuterà, che risentirete questa sera in replica dalle 20 alle 21 in una versione short della nostra rassegna stampa. Fatto sta che sul quotidiano La Verità, pagina 7, si scrive: i carabinieri del corvetto indagati per falso, svolta nell'inchiesta sulla morte di Rami durante la fuga in scooter da una pattuglia. La procura procede per depistaggio e frode processuale nei confronti di 2 militari che avrebbero anche eliminato il video di un testimone. Sala abbraccia la famiglia e il Gami. In centropagina Donald Trump che incensa la premier Giorgia Meloni dicendo è piena di energia, ok? E poi per la brutta cronaca sfregiò la fidanzata con l'acido, gli danno i domiciliari e la pugnala. Marocchino già accusato di lesioni gravissime e stalking ha quasi ammazzato la ex. Il fattaccio arrivato in provincia di Monza e Brianza. Sempre sul quotidiano La Verità, pagina 12, i nostri soldi, azzerate le multe per i Novax e chi ha pagato verrà rimborsato. Attenzione, lo sapremo alle 9:40, arriva Claudio Borghi Aquilini, la sua trasmissione del martedì, perché era circolata anche questa bozza, poi non si sa che fine ha fatto. La manovra si tinge d'azzurro, su spinta di Forza Italia, governo al lavoro per il taglio IRES alle imprese che investono verso la flat tax a 35.000 euro per i dipendenti. Ok al milleproroghe, contiene pure quella dell'obbligo polizze. Ma naturalmente la cosa principale è chi non ha pagato la multa, Novax, non la deve pagare, ma queste sono cose che dicevamo da mesi, se non da anni, su queste frequenze. Il quotidiano Libero, potentissimo anche questo, signori, a parte la postilla sopra il titolo, parte da Milano la campagna Dem per aumentare l'addizionale, vogliono aumentare l'addizionale IRPEF a Milano, il PD non perde il vizio, più tasse nelle città. Beh, in centro Milano sono tutti ricchi, però dalle altre parti, sul Libero il titolo principale, però dopo gli scontri al Corvetto, Rami inseguiti i carabinieri. Indagato per falso e depistaggio, i militari che hanno rincorso in auto il ragazzo morto. E subito l'editoriale di Mario Secchi, benzina sul fuoco delle rivolte nelle periferie. In un classico ribaltamento da thriller, i carabinieri che inseguivano Rami ora sono inseguiti dalla magistratura. Non è un caso di guardie e ladri, ma di una istituzione che indaga su singoli che fanno parte di un'altra istituzione, e proprio per questo siamo di fronte a un caso delicatissimo. C'è l'obiettivo della verità, della giustizia giusta, ma contemporaneamente c'è in ballo anche l'integrità e la reputazione dell'arma, perché ipotizzare che 2 agenti abbiano falsificato atti, documenti, al fine di depistare le indagini è un fatto grave e dunque va trattato con i guanti e rispetto di tutti. Non aiuta in questo senso la repentina uscita della notizia dell'indagine, perché ciò che diventa notevole a questo punto della storia non è la verità che arriverà, ne siamo certi, ma il processo sommario che inevitabilmente si aprirà con le solite scuole di pensiero, quella colpevolista e quella innocentista, quella che sostiene che Rami sia una vittima e quella che è certa che siano i militari ad avere causato la sua morte e dunque debbano subire il processo. In entrambi i casi la condanna è preventiva, già eseguita, cosa che ovviamente danneggia le istituzioni di cui ho accennato prima, da una parte la procura, dall'altra i carabinieri. Non solo,
La situazione già tesa nel quartiere Corvetto di Milano a questo punto lo diventerà ancora di più, perché chi nei giorni scorsi ha manifestato contro le forze dell'ordine avrà un motivo in più per farlo, anche se tutto è da verificare. Le fughe di notizie sono all'ordine del giorno, noi abbiamo il diritto e il dovere di pubblicare, l'ho ribadito anche ieri a 8:30, ma c'è chi ha l'obbligo della riservatezza e sarebbe interessante sapere a chi giova intaccare il prestigio dell'arma. Non serve alle istituzioni, non serve alla giustizia, non serve alla verità, non serve agli italiani. Così Mario Secchi quest'oggi sul quotidiano Libero, benzina sul fuoco delle rivolte nelle periferie. I carabinieri indagati per falso e depistaggio. Siria, allarme profughi, tutta l'Europa chiude. E almeno è un po' più sincero il quotidiano Libero quest'oggi degli altri giornali. Anche l'Italia ferma le domande d'asilo. La Siria si è finalmente liberata dal mostro. A Damasco i buoni, tra virgolette, hanno preso il potere. A Londra il governo laburista sta prendendo in considerazione di affrancare dallo status di terrorista al-Golani il suo gruppo di ribelli chiamato Hayat Tahrir al-Sham, ex al-Nusra. Le prigioni di Assad si svuotano, i cittadini siriani esultano nelle strade di Damasco e così i rifugiati all'estero a Berlino, Vienna, Amsterdam, Stoccolma, Atene e così via. Insomma, tutto da leggere, Carlo Nicolato quest'oggi. Fatto sta che abbiamo chiuso, non prendiamo più profughi che scappano da guerra perché non c'è più nessuna guerra da quelle parti in Siria, o per quale altro motivo? Punto di domanda. Terrorista che piace, è pragmatico, ma il leader ribelle era di Al-Qaeda, scrive Francesco Storace, per rispondere ai benpensanti che dicono ma no, ma sono brave persone. All'interno del quotidiano Libero di quest'oggi, prenotazioni triplicate, boom di vacanzieri nell'Egitto insicuro. Costa poco, si può già fare il bagno da quelle parti, insomma, questi i principali titoli del quotidiano Libero, ma vi porto subito all'interno e in effetti a pagina 11, la morte di Rami e gli scontri di Milano, dopo la rivolta al Corvetto indagano i carabinieri. 2 militari sotto inchiesta, per dei testimoni ci sarebbe stato un impatto tra la Gazzella e lo scooter con i 2 in fuga. Salvini, ci andrei cauto. La notizia piomba all'ora di cena, almeno 2 carabinieri del nucleo radiomobile che per 8 chilometri hanno inseguito lungo le strade di Milano il T-Max con a bordo Fares Buzidi e Rami Elgami, entrambi con precedenti penali, dopo che non si erano fermati a un halt la notte del 24 novembre, sono finiti nel registro degli indagati per falso e frode processuale e depistaggio. Il militare alla guida della prima Gazzella era già indagato per omicidio stradale in concorso. Nel verbale d'arresto firmato da 4 militari, i 2 diretti inseguitori e altri 2 per resistenza pubblico ufficiale da parte di Fares, pure lui indagato per omicidio stradale in quanto alla guida dello scooter, non ci sarebbe alcun riferimento all'impatto tra la macchina e la moto su cui viaggiavano i 2 ragazzi. Non si parla di speronamento, come rimbalzava sui social nei giorni successivi all'incidente in cui ha perso la vita Rami e che hanno visto scene di guerriglia urbana nella banlieue milanese del Corvetto, ma forse un tocco accidentale che avrebbe fatto perdere l'equilibrio allo scooter. L'ipotesi è anche quella di depistaggio in relazione alla presunta cancellazione da parte dei militari di un video di un testimone oculare già ascoltato in procura negli scorsi giorni. E qui mi fermo naturalmente e qui chiedo a voi l'ardua sentenza al 340-6709-659, ma attenzione, ci abbiamo 10 minuti, facciamolo per 10 minuti, una sveltina come si dice, 0292947222, chi vuole parlare con Sammy Varini in diretta in questo momento lo può fare, ma dovete essere velocissimi mentre io leggo i vostri WhatsApp. Caro Sammy, se sono cazzati i vari proclami elettorali come non euro, non NATO, sono cazzate anche quota 41, hai certificato in diretta che è inutile votare. Caro Ferdinando, sono cazzate
ma qualche cosa si riesce a portare a casa. È chiaro che se vuoi tutto, allora chiaro, non vai più a votare perché non hai tutto, hai poco. Ci sono pochi risultati da questa politica perché c'è una burocrazia assurda, ma soprattutto litigi continui, troppi litigi. Vorrei dare anch'io un premio a Draghi. Prima indosso gli scarponi da sci e dopo lo premio. Non voglio sapere di cosa si tratta. Vergogna per l'uso strumentale degli scioperi. I leader storici passati sindacali si rivoltano nelle tombe. Sempre peggio di sindacati che si svegliano a comando, scrive qualcuno. Comunque Sammy non è un vaccino ma un siero sperimentale con principio attivo, quindi è un farmaco. In questi casi non sta in mezzo la verità, ma dalla parte di chi ha detto no, o come me, chi è stato obiettore di coscienza per motivi morali. E torneremo a parlare di vaccini, Novax, multe 9,40 con Claudio Borghi Aquilini. Ciao Sammy, giornalai italici della stampa igienica italica, tutti pronti a blaterare e preoccupati per i vari bavagli, ma la verità è che sono dei nematodi, descritti benissimo nella poesia della grande Alda Merini intitolata Il verme. Ciao Luca, hai capito? Siamo un po' tutti, devo dire. Messaggio audio sul cursore, sentiamo chi ha da dire questo. Ciao Sammy, ti racconto Quella. la barzelletta, sono Silvio da Torino, Ciao. quella del maomettano che va a puttane con 5.000 lire e la puttana gli fa: ma io con 5.000 lire al massimo posso fartela guardare. Va bene, però tira giù le mutandine. E lui va bene, lui si mette vicino alla patonza e chiedimi come mi chiamo. Come ti chiami? Ciao. Io ho fatto finta di non sentire, anche voi, spero che avete pensato ad altro. Non abbiamo trasmesso niente, avete sentito qualcosa? Ma assolutamente, c'erano dei disturbi in antenna. Ciao Buondì, dico che la nuova legge sul codice della strada voluta da Salvini, che sta facendo propaganda inutile, che penalizza i cittadini che se bevono un bicchiere di vino o una birra e poi guidano sono dei delinquenti. Da Salvini moltissimi leghisti si stanno accorgendo che il segretario della nostra Lega è diventato uno dei tanti, o addirittura, caro Walter, e non sono d'accordo, perché qui ne va della vita di molta gente. Uno che beve non deve guidare, ragazzi. Siamo indietro di 20 anni, ma in Germania lo fanno da decenni, ragazzi. Si esce in compagnia e fai guidare a quello che non beve quella sera. Oh signor, ti devo insegnare tutto quanto. Se ti fai uno spinello, non fumi, cazzo. Se vuoi proprio fumare, non esci di casa in automobile. Già quando esci a piedi, che li vedi ciondolare di qua e di là, si capisce chiaramente che cos'è successo. Ma se prendono anche in mano l'automobile, il telefonino è la stessa identica menata. Oh, siamo nel 2025, c'è il viva voce, che già pure quello, quando parlano e si incazzano, li vedi che ondeggiano anche col viva voce, Però io sono d'accordissimo. Poi ragazzi, giustamente, ognuno ha le sue imperfezioni e può non piacere questa o quell'altra legge. Pensa a quelli del monopattino, sono incazzati neri. Finora prendevano un monopattino e partivano, adesso ci vuole il casco e le frecce e la targa. Quelli sì che saranno incazzati, ma forse c'è un buon motivo. Grazie Enrico da Parma, guarda che bella foto che mi fa avere qua, la macchinetta del caffè, la Cogoma, come dicono a Verona, Cogoma, ok. Buone onde radio Enrico da Parma, grazie. Parlavamo che ci manca moltissimo la caffettiera, perché ormai siamo tutti con queste macchine elettriche che sono anche buone, però davvero il sapore del caffè fatto con la caffettiera l'Enalterrop. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno signor Sammy, Lisetta. Ciao Lisetta. Allora, l'altro giorno è stata inaugurata Notre Dame e su questo caso anche c'è di mezzo Riccardo Cocciante, visto che lei si intende che di musica. È vero. E allora, un secolo e mezzo fa, signor Sammy, dopo il romanzo di Victor Hugo, Notre Dame, ha trovato nuova vita nel musical Notre Dame de Paris.
Lanciato nel 1998 con musiche di Riccardo Cocciante e testi, mi sembra, di Luc Plamondon, lo spettacolo è diventato uno dei musical più amati al mondo. Con E Vivre, Cocciante è riuscito a trasportare la drammaticità medievale e l'intensità del romanzo del grande scrittore francese, che mi sembra tumulato nel pantheon dell'universo musicale contemporaneo. Tutto qua, io volevo solo fare, se si può anche sentire qualcosa di questo Cocciante, cosa ha fatto nel È vero, 98. è vero. Grazie, grazie Ecco, carissima. tanto meglio, Notre mettiamo Dame tra de Paris, Riccardo Cocciante, una storica composizione a cui lui tiene veramente molto, e poi oggi siamo sulla notizia. Un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Sammy, sono Gigi da Venezia. Là. Scusa, volevo dirti, a proposito del diritto allo sciopero, io ho 82 anni e mi sono trovato all'ospedale per un intervento chirurgico. Non ti descrivo la preparazione già chiara che ci fanno i giorni prima, digiuni, qua là. Poi quando sono arrivato alle 7:30 del mattino mi hanno spogliato, mi hanno messo l'estaglietta fissata dietro. Mi hanno messo in vena quel bypass per eventuali flebo, mi hanno portato in sala operatoria, mi hanno travasato, sai come si passa attraverso una fessura, mi hanno messo il flebo per prepararmi all'intervento. Dopo 20 minuti è venuto uno, non so se sia un medico o un infermiere, mi hanno detto che gli dispiace molto, ma l'intervento è sospeso perché l'anestesista è in sciopero. Allora io sono esploso, a quel punto lì si sono anche un po' dati a male, mi hanno detto che la colpa non è sua, che è colpa della Meloni che non capisce i problemi, e a quel punto lì le ho detto un po', le ho detto che Salvini non fa bene, fa male a non metterli in galera, e questo è il diritto allo sciopero che vuole Landini. Ciao Sammy. Io ti ringrazio per averci fotografato tutto quello che si prova quando si sta per fare un'operazione. Ci siamo passati tutti quanti e spero per voi che non ci siate passati. Però è vero, e poi ci si arrabbia e non bisogna arrabbiarsi, e soprattutto non bisogna menare le mani, questo è sacrosanto, però forse è saperlo un po' prima, magari. C'è ancora una chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Vito. Poi Vito. Senti, giusto per sorridere, voglio ricordare, a proposito del codice della strada, che qualche anno fa notizia data dalla RAI, RAI News, che fu fermato un prete per eccesso alcolemico. Aveva detto troppe messe, sai che durante le messe bevono un goccettino di forse, e poi erano state fermate anche delle suore per eccesso di velocità. Grazie caro, assolutamente d'accordo, fa ridere ma succede davvero. L'ultima chiamata al volo, no, è finito tutto, me ne vado, quanta fretta, mi fa iniziare in anticipo, c'è il direttore Sallusti, minimo, arriva il suo editoriale adesso e poi ritorniamo insieme perché c'è Claudio Borghi Aquilini che avrà qualcosa da dire. Grazie per il gentile ascolto, a più tardi. Avete ascoltato la rassegna stampa.